più bel regalo che puoi fare agli altri è quello di essere tu felice e speranzoso. In questo modo li fai uscire dal loro sconforto. Edward Bach. Buongiorno a tutti. Siamo nuovamente qui per parlare di benessere e quindi per parlare di massaggi. E oggi vi illustrerò un massaggio che si avvale della conoscenza specifica, di una conoscenza specifica della naturopatia. Il massaggio è sempre lo stesso, quello di cui abbiamo parlato la prima volta che ci siamo incontrati, e per cui il beneficio del massaggio è sempre lo stesso, però si avvale dell'aiuto di qualcos'altro, come è successo per le conchiglie, per le pietre, per i sacchettini. Questo è un massaggio che viene fatto, che usa i rimedi floreali, li usa come attivatori e li usa anche nell'olio. Cosa sono i rimedi floreali? Dunque vi spiegherò che cosa sono i rimedi floreali, però chi già li conosce, chi già ne fa uso, può usufruire di un massaggio che senza rinunciare ai benefici di questi diciamo, rimedi, e quindi continuare quella che è il suo percorso. E chi non li ha mai usati invece può provare per la prima volta i benefici di questi rimedi, consigliato dall'aiuto di un esperto, ovviamente. Allora, il massaggio appunto ha in sé tutti i benefici dei quali abbiamo già parlato, però contribuisce comunque al benessere del corpo. Noi ci aiutiamo con questi fiori, con queste essenze floreali praticamente, per rafforzare i benefici del massaggio stesso. Quindi il dottor Edward Bach ha cercato di indicare la strada per quello che è divenuto poi un principio filosofico. Come era scritto sul Tempio di Delfi, conosci te stesso, questo è diventato l'assioma dei filosofi. E quindi questo medico inglese, britannico, ha deciso che la strada, ha suggerito che la strada per conoscere se stessi, ma anche per curarsi, per risolvere i problemi anche di salute, passa attraverso la saggezza, la comprensione, il vivere in armonia e praticamente il vivere senza conflitti interiori, perché questo impedisce alla malattia di avanzare. Diciamo che i fiori di Bach e comunque i rimedi floreali in genere, anche quelli italiani, sono una prevenzione della malattia più che una cura. Naturalmente parliamo di queste metodologie alternative che non hanno nulla a che fare con la medicina allopatica, anche se in realtà, con la medicina tradizionale, anche se in realtà molti medici collaborano anche con i naturopati, proprio perché la naturopatia è comunque una cosa serissima e che ha i suoi effetti nei rimedi naturali. Allora, se noi impariamo, secondo questo medico britannico, se noi impariamo a individuare nei nostri stati d'animo cosa crea squilibrio, quindi i malesseri dello spirito che danneggiano la mente, diciamo, allora possiamo e riusciamo a prevenire la malattia, perché il corpo starà sempre in salute.
Questa è la sua filosofia. In base a questa filosofia lui ha creato questi fiori, diciamo, questi estratti dei fiori, perché secondo lui il guarire è un correggere, riordinare, sistemare e quindi rafforzare, diciamo, il cammino interiore, in modo che venga eliminato il disturbo e curato l'uomo, non la malattia. Lui diceva, cito, è l'individuo che si cura e quando egli migliora la malattia se ne va, cacciata da un afflusso di vitalità. E quindi che cosa blocca e che cosa fa avanzare e favorisce un abbassamento del nostro sistema immunitario, che cosa favorisce il proliferare e crea un terreno fertile per la malattia, le paure, le ansie, l'avidità, le avversioni, l'orgoglio, la crudeltà, l'odio, l'egoismo, l'ignoranza, sono tutti questi stati emozionali ci fanno cadere nello stato di malattia. Questo diceva Edward Bach. E se noi risolviamo questi problemi e quindi i nostri difetti, allora riusciamo a guarire dalla malattia, perché di qualunque natura sia, verrà cacciata e avremo risolto il problema e saremo guariti. Edward Bach giunge a configurare questo suo metodo dopo aver elaborato nel corso di una vita intensa le proprie sofferenze personali. Ma in cosa consiste? Allora, poiché secondo questo medico, come abbiamo visto, ogni malattia è generata da un disequilibrio interiore relativo appunto alla sfera emozionale, ogni fiore, ogni pianta e persino alcune rocce hanno delle caratteristiche e queste caratteristiche si adattano ad ogni persona, cioè noi possiamo trovare in queste caratteristiche il rimedio adatto a noi. Proprio per questo i fiori di Bach ci spingono a conoscere meglio chi siamo nel profondo. E attraverso questa fase delicata che è la scelta del fiore, questo ci può aiutare appunto a conoscerci meglio e questo ci aiuta anche a superare i nostri problemi. I fiori di Bach non curano la malattia, però sono volti a sbloccare la forza interiore e a mobilitare le forze interiori affinché il corpo reagisca alla malattia. E quindi comunque, come dicevo prima, sono più una prevenzione, però sicuramente se ci aiutano a riequilibrare le nostre emozioni e a mettere, diciamo, ordine, tra virgolette, interiormente, questo non può altro che farci bene e creare uno stato di benessere, ovviamente. Vero è che non possiamo aspettarci che noi prendiamo i fiori di Bach e sistemiamo la cosa, perché ovviamente ci abbiamo messo un po' per arrivare dove siamo arrivati, quindi ci metteremo un po' per uscire da quello stato, che però non è detto. Addirittura i fiori sono particolarmente indicati, quelli fatti apposta, per i bambini, perché i bambini non hanno alcun tipo di filtro, di preconcetto, i bambini sono spontanei, sono genuini, per cui quella cosa lì fa effetto e non si fanno dei film mentali per cui vanno a cercare, a ricercare. I bambini sono semplici e la semplicità è alla base anche del benessere, perché non andiamo a scavare e a contorcere tutto quanto le nostre emozioni che poi si accavallano e veramente ci confondono e ci destabilizzano.
Quindi i bambini dicono che sono i migliori fruitori e anche la miglior dimostrazione che questo rimedio funziona. Ma io vi dirò che nella mia esperienza li ho usati anche con gli animali e quando ho fatto volontariato nell'EMPA facevamo uso anche dei fiori di Bach, che sono comunque innocui, nel senso che non hanno alcuna controindicazione. Noi li usavamo per gli animali e soprattutto per gli stati di paura, di tensione, di ansia, perché quando un animale magari stava male oppure veniva trovato e cambiato, si ritrovava in una situazione alla quale non era abituato, magari era per strada oppure era in famiglia, poi è stato abbandonato, chiaramente per qualsiasi creatura, per qualsiasi essere vivente diventa uno shock, e per superare le paure, lo shock, per dare tranquillità, per dare una sorta di benessere, noi usavamo i fiori di Bach e onestamente funzionano alla grande. Cioè io ho potuto verificare questo, e l'animale non è condizionato, l'animale non è chissà che tu gli stai dando chissà che cosa per curare chissà che cosa. Beveva l'acqua nella quale c'erano questi fiori di Bach, che tra l'altro sono insapori perché comunque si rifanno al principio dell'omeopatia, al principio della diluizione, quindi sono delle cose che normalmente la medicina considera molto 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 blande, anzi considera addirittura nulle. Però io vi garantisco che gli animali non possono essere condizionati dal fatto che noi nell'acqua usavamo i fiori di Bach. Comunque, per chi ci crede, è un ottimo sistema per superare anche dei problemi interiori. Allora noi usiamo questi fiori di Bach nel massaggio. Ovviamente, siccome secondo me è una cosa molto seria, ed è una medicina non convenzionale, però secondo questo dottore ogni individuo può curarsi da solo, per cui ha la capacità innata di diagnosticarsi e guarire le proprie malattie. Però noi ci avvaliamo comunque del consiglio di un esperto, per cui siccome ogni fiore può cambiare una sensazione negativa nella sua corrispondenza positiva, e quindi durante questa metamorfosi il sintomo della malattia viene eliminato. Per cui adesso faccio un esempio: se io ho una tensione, una paura, uno stato d'ansia, una preoccupazione, e prenderò il fiore più adatto a me, quindi prenderò le gocce di estratto di quel fiore, piano piano andrà via quest'ansia, questa paura, io supererò questa situazione e la trasformerò da negativa in positiva, cioè avrò un'energia nuova. Allora, detto così è un modo molto semplicistico. In realtà, appunto, per fare questo massaggio è consigliato un breve colloquio con un'esperta, uno specialista del settore, e quindi previo appuntamento con la naturopata, che suggerirà il fiore più adatto al problema o alla persona, più che al problema alla persona, perché funzionano così, e quindi il massaggio sarà un massaggio personalizzato. Anche oggi io mi fermo qui e vi ricordo nuovamente le frequenze della radio, che sono 90-60, il link dove troverete le registrazioni di tutte queste puntate, e nella rubrica benessere troverete le puntate passate, oppure anche questa, per risentire, se vi è sfuggito qualcosa. E comunque voi andate su www.venetoglobe.com, ci sono tante altre rubriche anche molto interessanti, e c'è anche la rubrica benessere dove ci sono io. Ricordate di approfittare delle promozioni, perché qualsiasi promozione vale sempre la formula che non hanno scadenza, quindi
voi le potete acquistare oggi perché in questo periodo c'è quella determinata promozione e poi sapete che potete usufruirne quando volete, perché appunto non hanno scadenza. Quindi qualora anche doveste fare un regalo, per dire, potete approfittare. Vi abbraccio sempre virtualmente e vi ricordo che potete trovarmi a Conigliano, in via Verdi 17, ma novità ricevo anche a Treviso. Io vi do i numeri di telefono, per qualsiasi cosa mi chiamate, per appuntamento, per qualche chiarimento, per conoscere le promozioni, sono su Facebook, sono anche su Google, per cui mi trovate quando volete. I numeri di riferimento sono il 345 8120 427 oppure 349 190 6880. Arrivederci. Alla prossima settimana, un affettuoso saluto a tutti da Fatima.